Quinta corsa, un confronto per cavalli di 5-6 anni. 9 al via, Ferdinando Minopoli trova il ritiro di Cometa alla Torre. L'1 di Navald, 2 Cedro Bro, 3 Delistici, 4 Dulcinea di Casei, 5 Cinzia, 7 Dakota dei Rum, 8 Chopin Griff, 9 Castore Lux, 10 Daddy P. Corsa apertissima, non c'è un vero e proprio favorito, l'autostart che entra addirittura e stacca. Cinzia e Dulcinea di Casei, le due più veloci che vanno subito in lotta, con Cinzia che passa a condurre nei confronti di Dulcinea che è seconda avanti a Dina Vald. Dalla seconda fila parte bene Castore Lux che si pone all'esterno. Quarta posizione lungo i birilli per Dakota dei Rum, seconda pariglia esterna invece per Daddy P. 200 addirittura in 13,8 da parte di Cinzia che l'ha presa decisamente allegra e guida con 3 lunghezze nei confronti di Dulcinea di Casei che gradualmente ricuce il ritardo dalla battistrada che ha fatto 28,9 per i primi 400 di corsa. Viaggia allegra Cinzia al comando, Dulcinea di Casei in seconda posizione avanti a Dina Valda, allo scoperto Castore Lux, seconda pariglia esterna sempre per Daddy P che precede Chopin Griff, poi gli altri con in coda Cedro Bro. Davanti alle tribune Cinzia ha ridotto il ritmo, Castore Lux avanza con maggior decisione all'esterno e si porta sulla testa 59,6 con un 37 di secondo quarto di gara. Castore Lux che va a mettere pressione a Cinzia che ha strappato a partire e ora deve ribattere all'avversario che arriva sul passo. Dulcinea di Casei bene seconda alla corda, poi Daddy P che per il momento non tiene la pariglia quando siamo nei pressi del chilometro che è passato in 1,14,6. Cinzia sempre in vantaggio, di fuori Castore Lux, Daddy P che va a ricomporre bene la pariglia mentre cede Dina Vald, secondo in corda è sempre Dulcinea di Casei, prova ad avanzare anche Chopin Griff, 14,4 la retta di là con Cinzia che è in vantaggio, Castore Lux che va in difficoltà, deve venire via in terza ruota, allora Daddy P in corda sempre bene Dulcinea di Casei, all'ingresso della dirittura d'arrivo c'è Cinzia da andare a riprendere per Dulcinea di Casei che ci prova di dentro, Cinzia che flette un po' l'azione, Dulcinea che ci prova, centropista Daddy P, è in vantaggio Cinzia che nel finale si riprende quanto gli è stato tolto pochi giorni fa e vince con Antonio Simioli che la porta al traguardo. Daddy P finisce in linea con Dulcinea di Casei e probabilmente la batte per il secondo. 1,14,1 per il coast to coast di Cinzia e Antonio Simioli. Vincenzo Venezia al training, la scuderia Spallina alla proprietà. 10 punti per Antonio Simioli che avvicina la vetta della classifica, ancora a prendere 5 punti Roberto Vecchione, poi Alessandro Gocciadoro che coglie il terzo, avanti a Daniele Cuglini e Antonio Di Nardo che completano il marcatore. Il successo per tutto per Antonio Simioli, Cinzia, Vincenzo Venezia, la scuderia Spallina.